Spinea. Grazie alle telecamere di videosorveglianza i carabinieri sono riusciti a risalire all'uomo che martedì scorso ha investito una dodicenne mentre attraversava sulle strisce pedonali davanti alla scuola, lasciandola a terra e dandosi alla fuga. Si tratta di un 75enne denunciato per omissione di soccorso e lesioni personali. La ragazzina era stata soccorsa dai passanti. Per lei sono stati 7 i giorni di prognosi previsti dai medici. Riviera del Brenta. Si è concluso con una denuncia ai carabinieri contro ignoti, il caso di una bimba non udente a cui per 2 volte sono state rubate le batterie dell'impianto cocleare, non permettendole di sentire. La piccola frequenta la quinta elementare. Gli accertamenti degli investigatori dovranno verificare se l'episodio sia da ricondurre a un atto di bullismo. Il papà ha raccontato l'accaduto su Facebook. Sono molto indignato, si legge, e mi rendo conto a che basso livello sia arrivata l'educazione dei nostri figli. Spero, ma ho dei seri dubbi, che episodi del genere cessino visto che ho presentato denuncia. Per la dirigente scolastica quello che è successo è grave. Jesolo. Si aggiravano di notte a bordo di un furgone bianco passando da un hotel all'altro in cerca di materiale da rubare. In passato ne erano già stati visitati 2. Un residente questa volta ha segnalato la presenza del veicolo sospetto con 2 persone a bordo in viale Oriente a Cortellazzo. Poco dopo è arrivata la denuncia alla polizia di 2 colpi. Nel primo caso era stata rubata una cucina intera da un ristorante, nel secondo elementi del mobilio per un ammontare di 4.000 euro. È scattata la caccia ai ladri e alla fine sono stati trovati. Un 40enne del posto è stato arrestato per ricettazione aggravata, nessuna traccia del complice.